Buongiorno, siamo qua con Enrico Ferrarese, sindaco di Stienta e neoeletto presidente della provincia di Rovigo, forse perché c'è stato qualche problema. Ci può spiegare quello che è successo, Presidente? Beh, adesso intanto insomma, non c'è la proclamazione, però insomma, sono qui per dirvi insomma, quelli che sono i risultati per come sono usciti dallo spoglio, che è stato concluso e sì, è stata messa a verbale insomma, un'anomalia che riguarda una scheda e insomma però i numeri ci sono. Infatti i numeri ci sono e mi pare di aver capito che siamo intorno al 70%, un calcolo... Sì, un calcolo un po' approssimativo, però insomma i numeri parlano in questo senso, la percentuale dovrebbe essere più o meno quella. Adesso c'è lo spoglio in questo momento in atto per le liste e i consiglieri. Che squadra si aspetta di trovarsi? Oddio, speriamo che sia andata altrettanto bene, ho fiducia, insomma da un certo punto di vista sappiamo che la proposta, il progetto era unico, lista e presidente, quindi insomma al di là delle magari piccole penso differenze che ci potranno essere, mi aspetto un risultato in linea quantomeno.